Allora, siamo con Stefano Baccara, English Moto, parliamo della storia di queste moto, da dove nascono, quando nascono e come funzionano. Ora qui si spazia dal 1933, abbiamo una IS del 1933, una moto particolarmente rara perché già ne ha fatte, credo all'epoca, forse ne avranno fatte una cinquantina, sopravvissute credo che non ce ne siano più di 10. È una moto del 1933, ripeto, un Albarracam in testa, un racer puro, una moto che l'AIS aveva fatto in quegli anni per competizione. È stata completamente restaurata da Sammy Miller, grande campione di motociclismo inglese degli anni 50-60, oggi ha un museo vicino a Birmingham e lui ha restaurato questa motocicletta, la può ammirare dopo. Dopodiché abbiamo un Norton International TT Specification del 1952, è la moto che il Norton ha fabbricato per correre i TT nell'isola di Man. Anche quella è un Albarracam in testa, è una moto, quella particolarmente è una moto che ha partecipato a 5 Tourist Trophy, piazzandosi una volta al 7° posto, una volta al 10° e una volta al 12°, insomma, esattamente non me lo ricordo. Dopodiché abbiamo una serie di Norton, comando fastback e roster. Norton è una moto che ha una storia incredibile, è un puro sangue, viene considerato veramente una moto di razza, una moto nervosa, una moto dalle grandi prestazioni e piuttosto delicata, nel senso che deve essere accudita regolarmente. Poi abbiamo un Triumph, è un Trophy 500 bicilindrico, è il famoso Trophy caro a Steve McQueen che la usava per le gare e che tra l'altro ha usato per girare la scena della grande fuga che tutti quanti ricorderemo, no? Anche questa è una moto molto maneggevole, è considerata quasi una bicicletta. È una moto semplice, non particolarmente complessa, non particolarmente compressa, una grande funzionalità e molto facile da guidare.